stava eseguendo lavori di disinfestazione per la deratizzazione di una vasca di stivaggio. L'operaio deceduto questa mattina alla Euro 5 Gruppo Trevi Mais di Mogliano, che si occupa di stoccaggio di cereali. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12:30. Per cause ancora in corso di accertamento, Michele Ferrazzo, di 53 anni, operaio di una ditta esterna all'azienda, stava eseguendo delle operazioni per la deratizzazione. Le cause della morte sono ancora da accertare, probabilmente da imputare alle esalazioni tossiche presenti nella fossa dove l'uomo doveva scendere per svolgere la sua mansione. Si tratta di un infortunio mortale per causa chimica, insomma, quindi si tratta o di asfissia o di intossicazione, dobbiamo determinare meglio come è avvenuto l'evento. L'operaio deceduto, dipendente di una ditta di disinfestazioni di Treviso, era solo quando all'improvviso ha accusato un malore. L'operazione di deratizzazione doveva consistere solo nel posizionare una pastiglia all'interno di una scatoletta, un lavoro di pochi minuti. L'operaio però poi si è sentito male. Resta da capire se l'uomo abbia usato degli altri prodotti per la deratizzazione che abbiano sprigionato delle esalazioni in grado di asfissiarlo. E si trovava in una vasca di decantaggio? Si trovava all'interno dello stabilimento in una parte, diciamo, abbastanza sotto il piano campagna, per così dire, quindi più bassa del pavimento, una specie di fossa dove stava facendo l'operazione. Aperta al cielo? Aperta, non posso aggiungere altro. Ma non aveva una maschera antigas? Non indossava nessuna maschera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso del SUEM 118 che è atterrato nel campo adiacente. I medici del SUEM hanno tentato di rianimare l'operaio, ma non c'è stato nulla da fare. Il nome di Ferrazzo va ad allungare la lunghissima lista di morti sul lavoro. Sono 14 le vittime solo nella Marca dall'inizio dell'anno. Sono 59 infatti i morti sul lavoro registrati in Veneto, 16 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Una media tragica che parla di 10 decessi al mese nel 2018. Per i rilievi sul luogo dell'incidente erano presenti anche i tecnici dello Spisal per gli accertamenti del caso. Michele Ferrazzo era sposato e viveva con la moglie a Maserada. In paese la notizia della tragedia ha sconvolto gli amici ed i colleghi di lavoro.